allargato il pallone, adesso a sinistra. Attenzione a questa iniziativa degli Amaranto, buona la porta libera, grande uscita di Zani, subito si fa notare il portiere. Squadre disposte, adesso da destra verso sinistra ci sono gli Amaranto del Real Granella, dall'altra parte chiaramente il De Angelis, ecco che si riprende a giocare, prova subito Marino, sì è così, la botta da lontanissimo, Zani con le mani in due tempi mette giù. Attenzione, questa iniziativa del numero 9 Granata che allarga su Marino, la conclusione e il vantaggio al secondo minuto della ripresa, il gol di Marino che porta in vantaggio gli ospiti, è 0-1. Molte interruzioni, partita un po' nervosa, chiaramente il De Angelis come vedete mette fretta, battuto il calcio di punizione, si gira Marino molto bene su Zani che ha respinto la minaccia, pallone che è rimasto lì in zona pericolo, però tra Macere col mancino allarga Marino, cerca il secondo palo al lato di poco, e anche in campo Zaccagnini, poi va a rilanciare lungo, è solo Marino, il pallone si gira Marino, lo ferma con il destro, la serve dentro, Zani lo tocca, lo allontana, può ripartire il De Angelis. Minuti preziosi anche questi finali. Marino invece, il tiro e il gol, la doppietta di Marino e il poker del Real Granella, crediamo noi definitivo, arrivati a questo punto del match, 4-1 al Garbaglia.